Questa ditta padovana si faceva fare da fatture false per diversi milioni da altre ditte cartiere, di fatto poi gestite direttamente dagli amministratori di fatto della ditta padovana, attraverso i quali la ditta padovana beneficiava di indebite e illegali deduzioni del reddito, IRES e di IVA. Un giro di fatture false per oltre 25 milioni di euro. Parte da Padova, ma si dirama in tutto il nord-est con arresti e misure cautelari anche nelle province di Venezia, Treviso e Vicenza. 45 gli indagati che operavano in tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Un'indagine partita nel 2012 da un controllo fiscale e che ha visto controllate oltre 150.000 telefonate e analizzati 400 conti correnti. Parte degli illeciti proventi, quantificati in 5 milioni di euro, sono stati riciclati attraverso società straniere con l'acquisto di molti beni mobili e immobili, tra cui una Ferrari, beni al momento sequestrati. È ovvio che in questi termini poi si può mettere nel mercato prezzi più competitivi, perché ne esce liquidità a zero costo e risparmi sulle imposte. Una volta ottenuto il pagamento delle fatture false, le società definite cartiere provvedevano a effettuare bonifici degli importi sui conti correnti di 3 società estere con sede in Slovacchia, Croazia e Slovenia. Abbandonate Svizzera e Montecarlo, proprio l'Europa dell'Est è la nuova via che percorrono i capitali illeciti del nord-est. La vicinanza con la Croazia, con la Slovenia, con questi paesi a ridosso dei confini a est dell'Italia, chiaramente permette una facilità di movimenti e la possibilità di muoversi senza nessun controllo, per cui di poter esportare alle volte anche denaro contante, che permette a questi soggetti di muoversi chiaramente con molta facilità.